All'ultimo respiro è proprio il momento dell'Entella, 3-3 per i ragazzi di mister Boscaglia che nel recupero battono anche il Frosinone grazie a un calcio di rigore realizzato da Matteo Mancosu, capocannoniere della formazione chiavarese con 2 centri in 3 partite. È stata una bella gara al Comunale davanti a 2000 spettatori, sono affrontate 2 squadre in salute, il Frosinone sembrava averne di più nella ripresa, ha avuto anche l'occasione del calcio di rigore ma Nikita Contini è stato superlativo nell'ipnotizzare Camillo Ciano quando la partita sembrava indirizzata sui binari del pareggio. Rigore per l'Entella, glaciale come sempre Matteo Mancosu che batte Bardi e regala 3 punti importantissimi all'Entella che sale a quota 9 in classifica in testa al campionato. Entella batte Frosinone 1-0. Oggi è andata bene, abbiamo parato un rigore con Nicky e poi è capitata a me l'occasione, sono riuscito a far gol, quindi siamo contenti, 3 vittorie di fila e continuiamo così. Avete confermato l'ottimo momento di forma, la squadra ha giocato molto bene nel primo tempo, si è un po' abbassata senza però schiacciarsi nella ripresa quando il Frosinone ha cercato il gol e poi nel finale però sembra averne un po' di più della squadra ciociara. Sì, è vero, è analizzato benissimo la partita, il primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo a mio avviso, il secondo tempo ovviamente il Frosinone è venuto fuori perché comunque è una squadra tra le papabili della vittoria del campionato finale, quindi un po' ovviamente ci aspettavamo questo loro ritorno, però senza andare in tilt oppure abbassandoci troppo nella nostra area, ma comunque qualche ripartenza pericolosa l'abbiamo avuta e poi nel finale è arrivato questo rigore che ci ha permesso di vincere. A me oggi piace dire che la squadra ha fatto secondo me un grandissimo primo tempo, secondo tempo loro hanno premuto sull'acceleratore, la loro grandissima qualità è venuta fuori e ci hanno messo in difficoltà andando spesso sia sugli esterni che dentro il campo e noi abbiamo tenuto botta. Oggi la grande risposta della squadra è stata questa, che abbiamo tenuto botta nel momento difficile, nel momento in cui dovevamo tenere botta e poi però alla fine succede che se stai in partita, se ci credi fino alla fine, noi abbiamo avuto quella palla di Manuel dove abbiamo tra virgolette reclamato rigore e subito dopo il rigore di Crimi, quindi se sei in partita ci può stare che poi la puoi vincere, naturalmente devo dire che il Frosinone ha fatto la sua gran bella partita. A noi non basta giocare bene, noi dobbiamo avere cuore, gamba, forza, aggressività, voglia, concentrazione e dobbiamo anche giocare bene, dobbiamo essere bravi tatticamente, bravi tecnicamente, dobbiamo avere una grande fisionomia, ma questo non basta, in Serie B non basta, perché in Serie B poi l'episodio ti fa cambiare la partita e ti mette alle corde, diventi nervoso perché mancano pochi minuti, perché non riesci a sbloccarla e diventa dura per tutti quanti. Quindi veramente per vincere la partita in Serie B devi avere tanto altro.